Respinto il ricorso dal TAR di Palermo fatto da Gabriella Capizzi, ex componente del CDA, verso il presidente del parco di Agrigento, dottor Bernardo Agrò. Per il Tribunale, infatti, è legittima la nomina del Presidente del Consiglio della Valle dei Templi. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, Presidente Calogero Ferlisi, relatore Sebastiano Zaffarana, ha respinto infatti il ricorso presentato da Gabriella Capizzi contro Bernardo Agrò, Presidente del Consiglio del Parco Archeologico, difeso dall'avvocato Vincenzo Camilleri. Capizzi, che figurava tra i precedenti componenti del Consiglio, si era rivolto al TAR contro il decreto di nomina del nuovo Consiglio del Parco. Il Tribunale amministrativo ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Enzo Camilleri circa la legittimità della determina assessoriale di costituire ex novo il Consiglio piuttosto che integrare quello in carica. Ciò a fronte dell'illegittimità della precedente composizione voluta dall'ex assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana Carlo Vermiglio, il quale, disconoscendo una norma specifica della legge regionale numero 9 del 2015, aveva introdotto con decreto una disciplina ad hoc per determinare la nomina e la riduzione a 3 membri del Consiglio del Parco, escludendo anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Per i giudici del Tribunale amministrativo siciliano, dunque, il ricorso non è apparso sorretto da sufficienti profili di fondatezza, tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito. La domanda di sospensione del provvedimento è stata respinta e l'architetto Bernardo Agrò potrà così continuare a espletare le sue funzioni di presidente del Parco della Valle. La decisione del TAR conferma di fatto la legittimità dell'intero Consiglio, cui fa parte tra gli altri anche il sindaco di Agrigento. In piena estate il Presidente della Regione ha nominato non solo il nuovo direttore del Parco della Valle, l'architetto Roberto Sciarratta, ma anche il Presidente, l'intero Consiglio del Parco, sostituendo il dottor Bernardo Campo, che dall'assessore Sebastiano Tusa, poi deceduto nel tragico incidente in Etiopia, era stato ritenuto non in possesso dei requisiti per svolgere tale funzioni, secondo quanto previsto dalla legge regionale numero 9 del 2015. Non soltanto il numero dei componenti è stato portato a 5, ma il comune di Agrigento è tornato ad avere diritto di voto in Consiglio, mentre in precedenza la sua rappresentante era stata ridotta a funzioni puramente consultive e non vincolanti.